Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto lo scorso sabato. Si tratta di un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l'autopsia che verrà effettuata domani. Prosegue il lavoro degli inquirenti per far luce sulle cause del decesso della neonata trovata morta domenica tra gli scogli dello Stretto di Messina. Il corpicino era avvolto da un velo ricoperto da una busta di plastica a sua volta contenuta all'interno di uno zaino. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia. Fuga lampo per due detenuti del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Uno è stato riacciuffato quasi subito, l'altro arrestato poco dopo. Incalzano però le polemiche, l'episodio ha riacceso i riflettori sulla scarsa sicurezza del penitenziario messinese. La Sicilia potrà contare su 6,8 miliardi di euro per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana, firmato questo pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza dei sindaci di tutta l'isola e di autorità civili, religiose e militari. E in chiusura il meteo, domani sole e bel tempo saranno ancora padroni in Sicilia. Continua la pre-estate nell'isola con temperature che supereranno addirittura i 30 gradi a Siracusa. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.